Ivo Simonella, assessore alla mobilità e all'ambiente del comune di Portogruaro. Assessore, ho visto che da poco finalmente è partita la tanto attesa casetta dell'acqua, ci sono già i primi dati? Non abbiamo ancora rilevamenti fatti dall'acquedotto, aspettiamo ancora un po' perché in definitiva almeno sono 15 giorni che è stata. E volevo sapere, il periodo di prova verrà prolungato oltre giugno? Ci stiamo pensando. Lei aveva anche promesso, l'ho letto sul Gazzettino ancora all'inizio di quest'anno, una casetta dell'acqua anche nella frazione di Summaga. Il progetto è naufragato? Il progetto è ancora in corso, è sempre nelle mani dell'acquedotto del Basso Livenza, per cui rimane ancora Summaga con altre realtà nel territorio, non solo di Portogruaro, per altre ulteriori casette. Le abbiamo chiesto anche in realtà per poco tempo che fu anche Lugnana al Basso Tagliamento. E quindi le tempistiche bisogna chiedere all'acquedotto Basso Livenza? E Basso Tagliamento per entrambi le casette dell'acqua. Ma lei si è chiesto come mai a Fossalti di Portogruaro l'acqua costa meno? Cioè il KBT fa un prezzo dell'acqua naturale che è la metà di quello dell'ABL. Sono più virtuosi loro? Questa è una scelta dell'azienda, per cui uno fa un lancio e immagina di rientrare da quegli investimenti in tempi più o meno lunghi, però bisogna capire realmente come è stato fatto il bando. Io non so come ha fatto Fossalta, non so se è affidamento a una ditta esterna, perché il Basso Livenza l'ha fatto con mezzi propri, per cui io so che i soldi del Basso Livenza rimangono a società pubblica e non so di Fossalta come è impostata la questione. Ma la proprietà della casetta dell'acqua di Portogruaro è del comune o di ABL? Di ABL. Quindi il comune ha dato solo la superficie? Esatto. E il posteggio per invalidi che lì è stato occupato? Lì verrà recuperato appena possibile perché pensavamo di avere l'appalto per la segnaletica pronto in tempi più rapidi, invece si è prolungato più del previsto, però verrà fatto a fianco di quello che c'è adesso, per cui verrà recuperato quanto prima. Spero che in qualche settimana si possa avere la ditta che ha vinto l'appalto della segnaletica stradale e farà anche quello come intervento. L'ultima domanda, per quanto riguarda l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con la Confcommercio, portatore di interesse sul centro storico, c'è emerso un accordo oppure no? Conferenza stampa lunedì alle 11:30. Va bene, ok, grazie.